abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per fare tamponi. I test sono la base di quello che è il contact tracing da un lato e della messa in sicurezza e della circoscrizione dei focolai dall'altro. L'aiuto di tutti, e tra i tutti per Zaia ci sono anche i veterinari, sono loro l'ultima categoria in ordine di tempo che la Regione intende arruolare nel contact tracing, sistema che per stessa missione di Zaia sta scontando delle difficoltà. Ci rendiamo conto che stiamo parlando con una categoria che non ha come paziente l'uomo, il mammifero uomo, ma altri mammiferi o altri animali, però è pur vero che loro sono assolutamente titolati a praticare questi test e direi che non hanno neanche bisogno di corsi di formazione perché conoscono benissimo l'anatomia e sanno benissimo come si fa. L'obiettivo dichiarato è quello di aggiungere i 2.450 veterinari veneti ai 500 pediatri di libera scelta e agli oltre 3.500 medici di famiglia già chiamati alle armi, meglio sarebbe dire ai tamponi nei giorni scorsi, partita chiusa solo sulla carta, non senza strascichi. Ieri sera mi ha scritto un cittadino, evito di dire il comune, che mi dice guarda, la badante dei miei genitori che hanno 88 e 90 anni è positiva e il medico di base mi ha detto di caricarla in auto e andare in ospedale a fare i 2 tamponi. Capite che noi dobbiamo risolvere questo problema. E che la partita del tracciamento sia sempre più cruciale lo dimostrano i numeri dei ricoveri in area non critica. C'è pressione sugli ospedali perché quando tu hai, avete visto, 1193 persone ricoverate, voi considerate 4, 8, 12, sono quasi 3 grandi ospedali dedicati in Veneto ai ricoverati. Ecco, questa è la risposta che diamo agli scettici, no? E per governare l'emergenza è stato istituito un comitato di crisi, il cui coordinamento è stato affidato a Paolo Rosi, anima del SUEM 118 in Veneto. Avremo anche un board, oltre alle solite videoconferenze che facciamo, un board di sintesi dove ognuno rappresenta un'area determinata dalla sanità del Veneto, terapie intensive, l'area non critica, il sociale, le cure territoriali e la prevenzione. Quindi qui faremo sintesi. Inevitabile il riferimento al dilemma del giorno con il Veneto in bilico tra zona verde e arancione in attesa del responso del CTS, così Zaia si esprimeva poco dopo le 13. Teniamoci la fascia che avremo oggi pomeriggio, vedrete che non mi sbaglierò, ci andrà bene.